possibili, perché non ci sono solo le armi fisiche, ma ci sono le armi dell'intelligenza, dell'umanità, di quella storia che ci caratterizza, hanno dato veramente delle prove straordinarie. E la stessa cosa per i problemi interni, laddove molte delle situazioni che sembrano impossibili da risolvere si risolvono con quello che una volta si chiamava il buonsenso, ma che è in fondo la somma di tante, come dire, di tante tradizioni, di tante modalità di stabilire le regole e le modalità con cui la convivenza tra gli uomini può essere garantita nel modo più giusto. Quindi voglio dire, lo dico perché ho detto questo, perché nel momento in cui il cittadino italiano ha la sensazione che voglia da queste autonomie ricavare un valore aggiunto, ma non vuole perdere, io credo che questo siamo tutti d'accordo, questa, come dire, questa caratteristica che in fondo ci accomunano tutti, che è la storia del nostro paese e che è la nostra italianità. C'è la possibilità probabilmente di conciliare queste necessità diverse e naturalmente per la Sicilia è un passaggio importante. Io lo voglio qui dire, approfitto dell'occasione. Gli Atenei meridionali hanno voluto organizzarsi in rete. Lo abbiamo fatto il 20 aprile a Reggio Calabria. Hanno voluto organizzarsi in rete perché, e questo dice come le specificità regionali devono diventare un valore aggiunto per il Paese, hanno voluto organizzarsi in rete per distinguersi o per segnare appunto una differenza rispetto al resto del Paese, ma per dire che ci sono delle specificità e questo certamente le autonomie le possono molto valorizzare, che sono problemi ma sono anche risorse. E quindi io concludo augurando che il convegno appunto raggiunga gli obiettivi che ci siamo prefissi in breve tempo, ve lo garantisco, e devo ringraziare qui i relatori che hanno fatto veramente, come dire, di necessità virtù, e credo che sia doveroso che io dia la parola intanto all'onorevole Romano, che viene in rappresentanza del Presidente Lombardo, e poi c'è il rappresentante del Sindaco, quindi io vorrei che il rappresentante del Sindaco prima, scusate, io vi chiedo scusa, ma mentre leggo devo mettere gli occhiali da vicino, quindi diciamo che vi vedo in così molto